Vittorio Canavese, consigliere regionale del Piemonte e consigliere nazionale di AIF. Credo che associarsi ad AIF in questo momento sia una buona occasione per mettere assieme dei pezzi di conoscenza. Fare formazione oggi vuol dire imparare nuovi linguaggi, metterli assieme, mettere a disposizione di chi deve essere formato molte cose che creano disagio, creano disorientamento. Il compito del formatore è risolvere questa situazione, facilitare la creazione di conoscenza. Credo che questo possa essere fatto solo dal confronto con professionisti e tra professionisti, per cui i formatori è corretto, è giusto ed è produttivo che si mettano assieme e si confrontino tra di loro in tutti i modi possibili, e AIF di modi ne offre molti. Ma allora, io non sono un biologo, quindi sulle staminali in quanto tali è meglio che non dica nulla. È vero però che meccanismi di crescita si basano sulla diffusione, sulla contaminazione e sulla creazione di connessioni. E forse quello che stiamo facendo in questi giorni è proprio questo: individuare delle connessioni tra idee, perché ai convegni si parla essenzialmente di questo, connessioni che magari non sono facili da produrre autonomamente, e quindi avere occasioni di parlarne, di confrontarci con esperti, con chi ha già ragionato su questi temi, permette proprio di evidenziare queste connessioni tra pezzi che magari più o meno ci sono già o magari sono del tutto nuovi. La novità vera è però mettere assieme queste connessioni, creare questi collegamenti che altrimenti rimarrebbero potenziali e non reali, e dal punto di vista professionale ci farebbero perdere una visione delle cose che invece è sempre più necessaria, proprio perché gli stimoli e le immagini che abbiamo davanti sono parecchie, sono forse troppe, e quindi connetterle tra di loro ci permette di capirne il senso. Portarsi a casa risultati dal convegno innanzitutto si capisce sempre un po' dopo perché è poi ragionandoci e ripensandoci che si capisce effettivamente qual è il valore aggiunto, a parte quello assolutamente immediato di trovarsi con i colleghi e stabilire o ristabilire rapporti. Dal punto di vista dei contenuti, sicuramente, a parte il fatto che manca ancora una giornata quasi intera, una giornata di laboratorio che poi è quella più forse impegnativa e produttiva da un punto di vista magari personale, però l'idea di ragionare su dei filoni, su ciò che accomuna idee che possono anche apparire diverse, lontane tra di loro, ma che in realtà nella società di oggi vediamo che è sempre meno così. Anche cose lontane in realtà in un sistema complesso si influenzano l'un l'altra. Un convegno del genere riesce a farti portare a casa quantomeno la consapevolezza di cosa sia la complessità dal punto di vista del formatore, che deve appunto provare a risolvere un po' questo tipo di complessità.